All'iniziativa dei Liguri nel mondo è un'iniziativa che ormai è consolidata negli anni. Con molto piacere quest'anno il consigliere Nenini, che è anche consigliere di indirizzo del Teatro Carlo Felice, quando mi ha prospettato la possibilità di poter allocare all'interno degli spazi del Teatro Carlo Felice, subito accolto in modo molto positivo la proposta e sono felice di accoglierli oggi, augurando a tutti che sia un bellissimo pomeriggio in cui il documentario che sarà presentato verrà apprezzato senz'altro dal pubblico in sala. Sì, questa è una manifestazione che si intitola Italiani nel mondo, Perù. Quindi è sugli italiani che sono emigrati, la storia degli italiani che a suo tempo emigrarono in Perù, con delle famiglie importanti come quella dei Larco, i Castiglio e altri. Siamo arrivati appunto alla produzione poi di altri documentari, tra cui Italiani nel mondo Perù, che oggi vede la sua anteprima assoluta qui al Teatro Carlo Felice di Genova. Molto, perché sono una produzione internazionale, girato tra l'Italia e il Perù, e in particolar modo tra Genova e Lima, e anche Ica, dove siamo stati oltre un mese e abbiamo intervistato i discendenti di diverse famiglie originarie per lo più liguri, e che hanno raccontato, oltre alle loro origini, la loro storia, e sono storie di grandi successi, di famiglie che partite veramente con le valigie di cartone, come si diceva una volta, sono arrivate a Lima, in Perù, e iniziando da piccoli commerci, poi sono arrivate a grandi risultati. Parliamo della famiglia Larco, nello specifico, della famiglia Cheirolo, che forse è il secondo produttore di vino del Perù, della famiglia Donofrio, che ha importato per primo il gelato in Perù e nel Sud America, e poi il panettone Motta. Quindi sono storie veramente interessanti. In questo documentario ripercorriamo un po' queste storie, vediamo molto Perù e vediamo anche Genova, dove abbiamo girato al Museo del Mare con l'importante contributo del direttore Campodonico, e quindi è un documentario che racconta, oltre la storia di questi migranti, le emozioni di queste persone che hanno lasciato, sono partite verso il nulla e hanno trovato poi una nuova patria, una nuova nazione, ma sempre in tutte le interviste con il cuore in Italia. Vivo a Genova, sono nato a Perù. Mi piace tanto presentare questa iniziativa di 4 famiglie italiane al Perù. Per noi come peruviani è molto importante questo documentario perché presenta una comunità che è veramente importante per la nostra identità, che è la comunità italiana in Perù. Porto i saluti della nostra amministrazione e della nostra sindaca Silvia Salis in questa iniziativa, che riteniamo un'iniziativa importante perché intanto testimonia un rapporto consolidato fra due paesi, ma direi anche fra due popoli, quindi Italia e Perù. Siamo molto lieti di essere qui oggi all'Auditorium Montale per questo incontro tra, io dico, l'Italia e il Perù. Da lungo tempo nazioni che sono amiche, e abbiamo una forte comunità genovese a Genova peruviana, e ci fa molto piacere poter ospitare questa nuova prima edizione di questo documentario che racconta la storia incredibile di due nazioni molto vicine. Al Museo del Mare, e anche come associazione Accompagna, siamo molto legati a queste tradizioni, queste storie, e ci fa molto piacere poter dare il benvenuto in questa giornata qui a Genova. Dire che ho pensato e ho craniato a questo documentario durante l'epoca del Covid per far capire ai ragazzi di oggi quanto gli anziani emigrati in Sud America, in questo caso in Perù, abbiano dato alla comunità per poter riuscire a diventare architetti, ingegneri, eccetera, eccetera. Per me è un orgoglio essere il giorno di oggi qua in questo meraviglioso documentario, dove sapremo ancora di più di come la migrazione italiana anche è stata
nostra in Perù. E sono molto curiosa di vedere come i liguri principalmente sono stati accolti anche nel mio paese natale. Scommetto che il nostro calore, la nostra tradizione e cultura peruviana ha innamorato follemente tutti i liguri e gli italiani del mondo. Il Perù l'hanno creato economicamente i genovesi e i liguri, quindi io oggi sono qua, il mio è un atto di fede e ringrazio chi ha organizzato. Sono molto contenta di essere qui oggi e poter portare il pisco in questo evento, anche perché io appartengo a una delle 4 famiglie dei immigrati che adesso si presenterà e ci sarò anche io nel documentario. Sono della famiglia Donofrio, che è una famiglia che ha fatto la fortuna in Perù, da lavoro con gelati, cioccolati, cose dolci. E voglio ringraziare anche la famiglia Larco, in particolare Carlos Larco, per averci invitato e introdotto a questo evento qua a Genova oggi. Vorrei dedicare questa mia poesia tratta dal mio libro Sogni tra ricami di stelle, perché ai sogni non si deve mai rinunciare. La poesia è La valigia. Nel fiume di incertezze, di dubbi e di inquietudine viaggiano i pensieri di ogni emigrante. Addio amata terra, dai solchi di sudore, dove ha seminato rimpianto e nostalgia. Riempita la valigia di sogni e di speranze, che sembrerà pesante quando sarà lontano. Se la dea bendata arriverà dal nulla, o se non passerà dalla sua porta chiusa, il vento dei ricordi lo accarezzerà, infondendogli coraggio, forza per continuare, sognando ad occhi aperti i tramonti iridescenti e riascoltare assorto quei suoni familiari. L'amore per la patria non l'abbandonerà. Questo sentimento terrà sempre nel cuore.